Giù il sipario sul campionato Under 17 regionale per l'ultima giornata dal Terreforti di Villafranca. La Villafranca Messana affronta la Tirrenia, la promozione di Mister Fodi dopo un'ottima stagione sicuramente positiva e a 34 punti in classifica da svariate settimane ha raggiunto la salvezza diretta e per una parte di stagione ha sognato anche i playoff. 34 punti in classifica per i ragazzi della Villafranca Messana dopo l'1-0 vincenti infatti nell'ultimo turno contro la Ionia a calcio riposto grazie alla rete firmata da Isgro. Dall'altra parte invece il fanalino di coda di questo girone già retrocesso, infatti la Tirrenia di Mister Russo con 4 punti in classifica viene dalla sconfitta per 3-0 contro il Gesca. La Villafranca Messana che si schiera con Marchese, Isgro, Candela, Ivan Cucinotta, Giovanni Cucinotta, Mundo Bonfiglio, Amato, Bardetta, Spanò e Padanè. Passiamo al film del primo tempo, la prima chance offensiva è di marca locale. Villafranca Messana dopo 11 minuti infatti pericolosa, rimessa laterale, pallone scaricato all'indietro, c'è il tentativo da parte di Mundo, il pallone che per poco non trova la via della rete. Ancora Villafranca Messana in avanti al 15esimo con questa incursione in area di rigore da parte di Padanè, azione dalla destra, cross dentro, il pallone però si perde sul fondo, non riesce a trovare il gol la Villafranca Messana. Dall'altra parte allora prima chance anche per la Tirrenia con Torre che va al tentativo dalla distanza, facile preda dell'estremo difensore Marchese. 23esimo ancora una volta la Tirrenia che ci prova con questo tentativo in pallonetto da parte di Zanca, libera la difesa della Villafranca Messana prima che la Tirrenia potesse trovare il gol del vantaggio. Resta qualche dubbio sul possibile tocco di mano da parte di Candela sulla linea, abbiamo visto grazie al nostro rallenti e alla regia a cura di Federico Longo. Attacca dall'altra parte di Villafranca Messana dalla destra, arriva il tentativo di Giovanni Cucinotta e per poco non c'è un autogol in casa Tirrenia. Angolo successivo per la Villafranca Messana, l'azione prosegue, il tentativo che finisce sull'esterno della rete, calciato così da Amato. Avrà ancora qualche occasione la formazione di Mister Fodi per rendersi pericolosa. Al 33esimo ci prova il Pocio Bardetta, pallone facile tra le braccia di Di Paola. Al 40esimo ultimo tentativo, calcio d'angolo, il colpo di testa da parte di Cucinotta, ma è bravissimo l'estremo difensore Di Paola a mettere il pallone in calcio d'angolo. Si chiuderà così allora la prima frazione 0-0 al Terreforti di Villafranca tra Villafranca Messana e Tirrenia. Tante chance per i ragazzi di Mister Fodi, qualche buono spunto anche per quelli di Mister Russo, ma fino a questo momento è ancora reti bianche in questa ultima giornata della regular season del campionato Under 17. Si parte con il film del secondo tempo, subito Villafranca Messana pericolosa grazie a un rimbalzo irregolare del terreno di gioco del Terreforti che per poco non beffa Di Paola. Inizia con i cambi invece Mister Fodi, esce Ivan Cucinotta ed entra Rizzo al terzo minuto. Un minuto più tardi invece doppio cambio per la Villafranca Messana, escono Candela e Bonfiglio, entrano De Salvo e Deodato, ma al sesto di gioco c'è un calcio di munizione da parte di Spanò. Parte il tentativo con il destro e il pallone che si deposita alle spalle di Di Paola. Rivediamo qui la traiettoria non letta benissimo dal portiere della Tirrenia. Il vantaggio della Villafranca Messana quando siamo al sesto minuto del secondo tempo grazie al gol di Spanò. Poco dopo esce Padanè ed entra Pellizieri, ci sarà tempo anche per Gemellaro al posto di Amato, ma al 10° minuto chi attacca è la Tirrenia che cerca il gol del pareggio. Azione per vie centrali, lancio lungo verso Zanca, a tu per tu con l'estremo difensore Ciraulo che è subentrato da poco e subisce il gol con Zanca, e con questo diagonale mancino indovina il varco giusto per far passare il pallone. 1-1 adesso al Terreforti, ha pareggiato la Tirrenia con il proprio bomber Zanca. Al 17esimo esce Mundo nella Villafranca Messana, il momento infatti di Barbaro. Al 18esimo attaccano ancora i ragazzi di Mister Fodi con l'inserimento da parte di Sgro in area di rigore, il tentativo col mancino, grande intervento del portiere Di Paola che riesce a sventare mettendo il pallone in calcio d'angolo con questo colpo di Reni. Al 22esimo invece chi attacca è la Tirrenia con un calcio di punizione affidato a Torre, il pallone che passa sopra la barriera, ma Ciraulo mette il mantello e con questo balzo riesce ad alzarla in corner. Gran parata dell'estremo difensore della Villafranca Messana. Al 30esimo invece attacca la formazione di Mister Fodi con Gemellaro dal limite, scivola al momento del tiro e la alza sopra la traversa. Ancora una chance con Isgro al 34esimo, conclusione dal limite, non riesce a trovare la via della rete. Di lì a poco attacca ancora la Tirrenia con il solito Zanca e viene pescato al limite dell'area, prova a entrare destro potente ma Ciraulo la mette nuovamente in calcio d'angolo al 40esimo, occasionissima per la Tirrenia. Ancora Zanca liberato dal lancio lungo dalle retrovie, Zanca entra in area di rigore, Ciraulo in due tempi sventa l'ultima chance per la Tirrenia. Ci sarà tempo invece per vedere l'ultima occasione stagionale della Villafranca Messana affidata a Giovanni Cucinotta che però non riesce a trovare il gol. Triplice fischio al Terreforti, si conclude la regular season di Villafranca Messana e Tirrenia si conclude con un 1-1 firmato da una parte dalla rete di Spanò e dall'altra dal gol del solito Zanca. Amici della Wii Sport è tutto, allora noi ringraziamo la Villafranca Messana per le emozioni suscitate in questa stagione, un cordiale saluto e alla prossima.